aula, però dico sempre agli studenti di venire avanti, no? Perché non vediamo un po' scherzo, Allora, in Italia è stato fatto, tutto l'ho fatto insieme, molto il lavoro che abbiamo fatto nella ricerca di questa persona. Il Presidente della Commissione ha detto che stiamo oggi per parlare di una eccellenza del territorio. In qualche maniera anche come amministrazioni provinciali, non si sa quanto dureremo, quando vivremo, siamo un po' nel limbo, però credo che da quello che oggi abbiamo avuto la reazione poi allora i dati ci sono e ci volevano ovviamente e i dati sono questi. Prima di tutto il radicchio oggi è risultato di radicchio, no? La prima considerazione da fare è che la produzione e di dare la possibilità di valutare quale è più prospettivo nel momento dei consumi. La cosa interessante, se voi osservate, è che i radicchi 7 erano quasi il 30% della produzione, oppure è esponenzialmente cresciuto. Quindi questo tipo di produzione presenta anche delle prospettive complessive, considerando le varie tipologie del radicchio, cioè la cultura del radicchio precoce viene soprattutto qui ed è quella sulla quale si fonda anche basata sulla tecnica di coltivazione che sono tipiche di queste zone. Quindi Venezia sì ha una superficie questo, cioè quali sono gli sbocchi di mercato di questo prodotto. E possiamo subito dire che il radicchio di Chioggia è certamente la produzione più interessante. Pensate, il radicchio di Treviso è un radicchio diciamo competitor o una produzione complementare. In particolare l'Abruzzo, per quanto riguarda soprattutto la coltivazione della terra del Fucino, alla coltivazione che si viene fatta perché? Perché è una coltivazione che soprattutto è una coltivazione estiva, cioè copre il periodo. Una commissione articolata sul tema del radicchio, della produzione e del consumo, che ha dato spunti di riflessione. Sì, è una commissione importante quella di oggi, perché abbiamo ascoltato il professor Giacomini, che io l'ho definito un'autorità a livello nazionale dal punto di vista dell'agricoltura e del consumo dei prodotti della terra. Quindi diciamo che oggi abbiamo ascoltato una persona che ci ha dato dei dati e delle informazioni che riguardano i radicchi che sono prodotti nella nostra provincia, quindi dal punto di vista della produzione a livello regionale, provinciale, locale, e il consumo anche di questi radicchi. Quindi abbiamo delle informazioni importanti su cui oggi successivamente nelle prossime settimane porre l'attenzione e le riflessioni per poter cercare di dare delle risposte concrete a quelli che sono gli interessi ultimi, che sono i produttori della nostra provincia. Qualche dato significativo che l'ha colpita? Il dato significativo è che chiaramente, cose che sapevamo già, che la Regione Veneto produce il 50% dei radicchi che vengono prodotti a livello di Paese Italia, che la nostra provincia è tra i maggiori produttori, quindi quasi il 50% della produzione regionale viene fatto nella nostra provincia, tra il radicchio di Chioggia e il radicchio di Treviso e il radicchio variegato di Castelfranco. Dato fondamentale è che abbiamo visto come il radicchio di Chioggia sia quel radicchio trainante, perché costa meno degli altri, ma ha una quantità e un utilizzo decisamente superiori, e noi bene o male troviamo dappertutto, in tutti i supermercati, nella grande distribuzione, nei mercati anche rionali del chilometro zero, noi troviamo il radicchio di Chioggia. Quindi questo radicchio, nella misura in cui questo riesce a essere trainante e fa sì che è conosciuto, questo può trainare anche il consumo degli altri, quindi quello di Treviso soprattutto, che dà maggiore ricchezza a un territorio che è il territorio di Scorzè e quindi tutto quel territorio provinciale che noi sappiamo, e in questa maniera il territorio di Chioggia Cavarzalcona invece può dare ricchezza col radicchio di Chioggia. Allora, una presentazione, quella di oggi, molto articolata, però un paio i dati veramente significativi che vogliamo sottolineare. Il dato direi immediato è che sul mercato di Brondolo vengono trattati 130.000 quintali di prodotto. Praticamente tutta la produzione di brodo potrebbe andare per fornire la quarta gamma,
cioè quei famosi sacchettini che oggi tutti mangiamo, che in realtà poi vengono distribuiti in tutto il mondo attraverso la grande distribuzione. Quindi questa è una produzione che rappresenta, se facciamo soltanto questa considerazione, un rapporto assolutamente significativo. Se poi consideriamo che in queste confezioni il radicchio di chioggia è assolutamente presente, significa che c'è questo tipo di domanda. Quello che però deve sempre più, su cui ci deve essere un grosso sforzo, è fare in modo che questo venga sempre più riconosciuto per la sua caratteristica di eccellenza e di specificità, e quindi che diventi un prodotto IGP e non si perda in un anonimato che potrebbe rischiare di cui potrebbe rischiare di cadere, soprattutto attraverso la grande diffusione della produzione come sta avvenendo. La produzione in provincia di Venezia si mantiene sulle quantità, sulle superfici che erano previste, circa 1400 ettari, ed è praticamente il tipo di radicchio più coltivato nel Veneto. Quindi abbiamo una produzione importante, una produzione che interessa in particolare la provincia di Venezia, anche se c'è stata una diffusione anche in provincia di Padova, ma quello che distingue la produzione della provincia di Venezia è soprattutto una produzione che si rende disponibile nei mesi estivi, nei mesi primaverili, nei momenti in cui il prezzo e anche la domanda del consumatore è quella più interessata a sviluppare il consumo di questo tipo di cicoria, che diventa una delle insalate più utilizzate dal consumatore veneto.